Al muro del Ca del Poggio anche una delegazione dalla Colombia. Buongiorno, come va? Buongiorno, alla grande, alla grandissima. Siete qui per tifare chi? Tutta la Colombia, Quintana, Gaviria, Aguiner e chi altro? Non me lo ricordo. Tutti i corridori colombiani, anche un po' gli italiani o no? Sì. Tutto il giro, tutto il giro. Non si può fare, il cuore non si tradisce, solo Colombia, siamo nati in Colombia, non possiamo. Esatto, allora con Gaviria sembra quasi fatta per la maglia ciclamino. Oggi Nairo Quintana qui passa in rosa, insomma una grande festa. Si deve confermare oggi proprio. Grazie. Sempre festa per noi. Buongiorno, da dove arrivate? Noi arriviamo da Orsago. Orsago, qui sul Ca del Poggio? Ca del Poggio per la prima volta? Prima volta sì, perché non sono mai stato, la prima volta che vedo, bello. Uno spettacolo tra il giro e anche il pubblico. E anche tanta gente proprio, sono meravigliato di questo posto. Grazie, fateci un saluto insieme. Ciao. Qua è festa da ieri sera, noi siamo qua da ieri. Fino a domani. Fino a questa sera sicuro, dopo bisogna vedere come sono tutte le persone qua, perché ieri sera eravamo tutti KO e quindi oggi vediamo come va a finire. Comunque qua è bellissimo oggi, non piove, è una bellissima giornata e tantissima gente, quindi spettacolo assicurato, pronti a tifare anche con il campanaccio, eh? La carovana continua dopo Ca del Poggio, dove vi troveremo? E adesso fino ad arrivare ad Asiago ce n'è di strada, quindi alla prossima tappa ci vediamo. Grazie a tutti. Anche le signore sono qui per vedere il Giro d'Italia. Io sono nata a Vittorio Veneto, ma abito in Svizzera e tifo anche per la BMC Switzerland. Sul muro di Ca del Poggio anche gli amici della Slovacchia, del team ufficiale di Peter Sagan. Certo, siamo 15 persone qua dalla Slovacchia, dall'Accademia di Peter Sagan. Siamo qua, ci sono 10 ragazzi, 10 bambini che fanno parte dell'Accademia di Peter Sagan, corridori, e siamo qua per fare il tifo per Bora Hansgrohe. Grazie. La Bora Peter non è in gara oggi, lo rivedremo al Tour de France. Certo, lo vediamo lì e forse con la maglia verde quando finisce.